Il termine integrazione con i programmi ministeriali è un termine rischioso, equivoco. Integrazione non vuol dire costruzione in parallelo con traversine ogni tanto che, come dire, uniscono i due binari, ma vuol dire un'impostazione unica, pienamente integrata, di storia locale, di storia generale, ma in un unicum didattico. E per non scottarmi troppo fugo dalla storia verso la letteratura. Che senso ha presentare un testo sardo assieme a un testo italiano per fare l'analisi del testo poetico? Accanto a sempre caro mi fu quest'ermo colle, questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, che senso ha porre cantas trista memoria mischidas insattonitamente o arremala, oppure viere ruzza in meso a soscastanzo seculare se sposta o viga mia. È l'ordine del significante della parola. Noi insegnanti di lettere puntiamo tutti sul significato. Che cosa vuol dire? Guarda che il poeta non voleva dire quello che tu insegnante dici, nel modo più assoluto. Ha detto tutto attraverso le sue parole. Perciò l'importanza non è tanto di che cosa vuol dire. Non vuol dire esattamente che quella collina del Monte Tabor gli era cara a Giacomo Leopardi, esattamente non vuol dire così. Vuol dire soltanto, sempre caro mi fu quest'ermo colle. Cioè c'è un ordine di scelta, di selezione delle parole e di combinazione delle parole nel verso che è intaccabile, che non è spostabile, che non è nel gioco delle sostituzioni o delle anticipazioni, pena la caduta del messaggio politico. Non posso dire Silvia rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quel tempo ancora della tua vita mortale tu Silvia rimembri, no. C'è un effetto del significante, cioè dell'immagine acustica, cioè del suono, della parola, che ha una forza di seduzione enorme rispetto al significato. Qui il poeta ci ricorda di quando Silvia all'età di 16, 17 anni e 18 anni, poi una morte crudele, guardate che bisogna avere molto sviluppato il senso dell'ironia per noi insegnanti, perché veramente rischiamo la prostituzione da un verso all'altro. Questa è l'importanza dell'adiacenza del sardo in ragazzi sardofoni, bilingui. Viera e ruzza in meso a soscastanzo seculare se sposta o vita mia. Non sottovalutate l'effetto di senso del significante, cioè dell'immagine acustica. Non sottovalutate il percorso inconscio della parola, l'effetto che la parola articola nell'ascolto, non nella riflessione psichica, mentale. Perché quella solo è formante, altrimenti l'altra, quella che noi operiamo attraverso un riassunto, una prosa, è più un'abitudine, come dire, didattica, una costruzione, ma in realtà non è capace di darci il messaggio profondo del testo poetico. Allora l'effetto significante di tristas memorias mischidas insatonitamente o viere ruzza in meso a soscastanzos seculares. Non sottovalutate l'effetto estetico, etico della parola. Non si tratta di dire dei viandanti andavano portando sport, canistette. Non è in quell'ordine la poesia. Così come analizzando un romanzo di Salvatore Sala. Quale
ideale occasione per far capire cos'è un romanzo e come si articola, a partire da personaggi nuoresi, di modi di comunicare nuoresi riferiti a studenti di oggi di Nuoro, o di Cagliari, o di Sassari. Voi sottovalutate l'essere marchigiano di Leopardi. Bisogna che andiate a vedere la Siena e andiate a vedere la piazzetta del sabato del villaggio e andiate a vedere la luna marchigiana, che è diversa dalla luna sana. Voi direte, ma siamo nell'ordine di un naturalismo allora? No, no, il messaggio poetico è complesso ed è fatto di suono, senso, di testo e contesto in un'organizzazione complessa e incipita. Il fatto che io nuorese spieghi Salvatore Satta è lo strumento perché in proprio, attraverso i propri linguaggi del corpo del nuorese, si impadronisca davvero di come disarticolare e riarticolare le strutture di un romanzo, come fare un'analisi fisionomica del personaggio, un'analisi culturale, antropologica, sociale, simbolica dei personaggi di Salvatore Satta, toccando con mano il personaggio del romanzo, toccando con mano l'esperienza del giorno prima al corso di Nuoro. Allora io sono introdotto a capire l'Ulisse di Joyce o la Metamorfosi di Kafka. Se no vengo colto sempre in un processo intellettualoide in qualche modo, nel migliore dei casi diciamo culturale, intellettuale, ma non ho a che fare col mio corpo e il testo fatto mio da mie percezioni ed esperienze. Questo vuol dire non fare integrazioni per aggiunte, ma a partire da situarsi in un momento proprio, storico, percettivo, immaginario e simbolico, entrare poi nei più grandi simbolismi della letteratura mondiale. Questo ci dirà, in forma didattica e di comunicazione, direi pratica, perché a questo noi tendiamo, ad esperienze didattiche a partire da una scuola materna, quando tutto questo che vi dicevo comincia ad organizzarsi in un'età dei 3, 4, 5 anni. Maria Teresa Carter, l'autrice di L'educazione bilingue in Sardegna. È importante che questo testo venga discusso. Non è l'occasione di pubblicità, non ce n'è bisogno, è un libro di 2 anni fa, se n'è parlato abbastanza, ma non è il parlare, è il provare. Come si può introdurre nell'esperienza nostra una educazione bilingue, biculturale nella tua esperienza di insegnante? Grazie. Preciso che non so fino a che punto la trachete mi consentirà di parlare. Fino a quel punto, però dove comunque io sono accompagnata da 2 insegnanti della scuola dell'infanzia di... non mi portare via l'acqua. L'acqua e le caramelle oggi sono 2 insegnanti che vorrei più vicine, in modo perché poi abbiamo un filmato e quindi vorrei che si avvicinassero magari con le sedie, ecco, vorrei che fossero vicine, anche perché se poi la mia voce scompare, più che scomparire è la tosse che mi viene ad ogni volta. Allora, inizio con un chiarimento concettuale, il concetto di educazione bilingue. Cercherò di fare ben poco di teorico, perché qua siamo chiamati a parlare di cose più concrete. Scusi signore, si deve avvicinare il microfono. Ah, beh, il microfono, non voce. Se lo deve avvicinare. Allora, a livello internazionale, l'educazione bilingue viene intesa concordemente come l'impiego trasversale nel curriculum di 2 lingue, di cui una deve essere la lingua materna del bambino. Sì, perché ci sono scuole internazionali a Ginevra,
altre parti anche Milano, eccetera, dove si fa educazione bilingue con lingue forti, inglese, tedesco, francese, eccetera. Ma a livello internazionale per l'educazione bilingue, importante sul piano formativo generale e non solo di acquisizione di 2 lingue, si intende appunto l'utilizzo in ogni caso, l'impiego in ogni caso della lingua materna del bambino, la sua valorizzazione. Inoltre, un'altra precisazione, l'educazione bilingue è necessariamente anche educazione biculturale che si attua non solo attraverso ciò che la lingua veicola della cultura di cui è espressione, ma anche attraverso percorsi di ricerca, scoperta delle 2 culture e partecipazione viva ad esse, quindi non solo conoscenza delle 2 culture come spettatori, ma immersione, partecipazione ad esse. Ciò significa che l'educazione bilingue non è soltanto educazione linguistica, volta allo sviluppo di 2 lingue, ma un percorso formativo più ampio, con obiettivi che sono certamente di ordine linguistico, ma anche di ordine cognitivo, affettivo, culturale, psicosociale. Non mi posso soffermare su questi aspetti perché il tempo stringe poco. Entriamo subito in un altro problema. Chi sono i destinatari dell'educazione bilingue? Il problema non si pone solo per la Sardegna, ma per le varie regioni del mondo con una situazione sociolinguistica analoga. L'educazione bilingue riguarda infatti da una parte gli alunni la cui prima lingua è l'idioma minoritario, mentre la lingua ufficiale è seconda lingua. Dall'altra riguarda gli alunni la cui lingua 1 è la lingua ufficiale, mentre la lingua minoritaria è lingua 2, appresa dai coetanei, anche dagli adulti della comunità, oppure a scuola, se queste lingue. Troviamo questi 2 aspetti dell'educazione bilingue insieme in regioni bilingui come il Canada, il Galles, la Bretagna, la Galizia, i Paesi Bassi, la Catalogna, eccetera. Altrettanto si può fare in Sardegna, con i bambini sardofoni e con i bambini italofoni. L'educazione bilingue è infatti un vantaggio per gli uni e per gli altri. Sì, perché questo è importante. Ci si sofferma spesso sulla formatività, sulla importanza di valorizzare la lingua materna del bambino come necessaria perché il bambino non si senta, non soffra di sensi di inferiorità con la sua lingua. Ma io voglio sottolineare l'importanza formativa del sardo, della lingua minoritaria presente nell'ambiente di vita per i bambini italofoni. Allora i bambini sardofoni vengono rassicurati attraverso l'educazione bilingue, vengono rassicurati sul valore della loro lingua materna, che possono così sviluppare serenamente come strumento di conoscenza e di comunicazione e che possono utilizzare come base per una migliore acquisizione dell'italiano. Accanto all'altro obiettivo importante, che se si valorizza la loro lingua, la loro cultura, si valorizza anche essi stessi, vengono valorizzati essi stessi come persone, come portatori di questa cultura e possono costruire un'immagine positiva di sé, una buona stima di sé, sicurezza. I bambini italofoni, con l'apprendimento del sardo, acquisiscono un bilinguismo di arricchimento. E qua mi ricollego a quanto diceva Pachisi Bandini, non un bilinguismo sottrattivo, ma un bilinguismo di arricchimento. Sì, perché 2 lingue li arricchiscono. Acquisiscono cioè la disponibilità di una doppia strumentazione linguistica, che il problema è appunto un po' l'ampliamento, la maggiore ricchezza, il carattere semantico di cui parlava Pachisi Bandini, un po' il fatto che possedere 2 strumenti di pensiero consente più possibilità di costruire, di strutturare il proprio pensiero. E ciò è importante sul piano cognitivo, appunto perché sono 2 lingue, 2 strumenti di pensiero, ed è anche però un arricchimento per questi bambini italofoni sul piano sociale e culturale.
per una migliore integrazione nell'ambiente di vita, di socializzazione, di comunicazione con tutte le genti della propria regione, per una migliore comprensione della realtà in cui sono immersi, che è bilingue e culturale, e per un rapporto armonico con essa, un buon radicamento in essa. Non posso soffermarmi, ma in un'esperienza a Silanus che stiamo conducendo, ecco, stiamo notando che qual è stata la ragione che ha dato il via a questa esperienza. L'assessorato ai servizi sociali del comune di Silanus ha pensato che il fenomeno dello sradicamento, dell'alienazione dei giovani, degli adolescenti e dei giovani in genere, sia dei pastori sia degli studenti, questo fenomeno di questa alienazione, che non sanno chi sono e dove vanno, diciamo bombardati da 1000 messaggi, dai mezzi di comunicazione di massa, non sanno, ecco, disintegrati totalmente sul piano culturale. Ecco che questo fenomeno poteva essere sanato con una prevenzione precoce. Agiscono sui giovani di oggi, ma devono prevenire che il fenomeno si riproduca e si estenda nei giovani di domani. E allora intervengono fin dalla scuola di base, dei primi anni della scuola di base, intervengono con l'educazione bilingue appunto per favorire una identità più solida, un radicamento maggiore nell'ambiente. Piuttosto dicevamo, allora abbiamo educazione bilingue per gli italofoni, educazione bilingue per i sardofoni. E qual è l'approccio alla seconda lingua? Gli insegnanti di seconda lingua e di lingua straniera dicono ci sono problemi metodologici, sappiamo tutte le metodologie dell'approccio alla seconda lingua. Io sono un insegnante di lingua straniera, quindi so tutti i grandi problemi negli anni 60, eccetera, tutti i problemi, quali approccio alla seconda lingua. Beh, diciamo che in una realtà in cui i bambini sardofoni e italofoni si trovano fianco a fianco nella stessa classe, ecco, si crede che le cose si complichino, invece sono si rendono le cose più facili, in quanto la lingua viene fatta in contesto, viene realizzata in un ambiente in cui esistono le due lingue, già sono parlate, esistono fianco a fianco, sono reali, sono vive. Ecco, non si tratta dell'inglese che devo o del francese che devo insegnare in modo più o meno artificiale perché non c'è il supporto ambientale. No, là, le due lingue hanno ambedue il supporto ambientale. Quindi chi non ha avuto l'occasione di vedere da vicino situazioni simili alla nostra, regioni bilingui del mondo, può pensare che l'introduzione del sardo nella scuola crei difficoltà all'insegnante. In effetti questo non avviene. In realtà appunto con i bambini di 3-5 anni, io parlo di questa fascia d'età, l'educazione bilingue si realizza molto facilmente. Abbiamo qua delle testimoni. Le attività che fino ad oggi si svolgevano in una sola lingua, in italiano, delle attività di gioco, euristiche, di scoperta, di esplorazione, attività espressive, il racconto, le canzoni, tutto ciò che si faceva, attività psicomotori, tutto ciò che si faceva finora solo in italiano, solo in una lingua, si possono fare in due lingue, perché no? Alternandone l'uso. Si tratta di una immersione, ecco i canadesi hanno coniato questo termine della immersione. I bambini francofoni vengono immersi nella lingua inglese, i bambini della lingua inglese, gli anglofoni vengono immersi nella lingua francese. Quindi si tratta di una immersione ora in una lingua, ora nell'altra lingua, ora nelle due lingue a confronto e in situazione di gioco. Ciò è più facile con due lingue presenti entrambe nell'ambiente di vita che con due lingue di cui una straniera, alla quale appunto manca il supporto ambientale in termini linguistici e culturali, che rimane sempre una lingua insegnata in modo sempre un pochino artificiale. Mentre il vantaggio dei bambini italofoni è questo, che diventerebbero bilingui, ma veramente bilingui, è difficile diventare bilingui con l'italiano e con l'inglese, a meno che non si appartenga a famiglie bilingui, cioè padre americano, madre italiana, cose di questo genere.
Allora siamo un vero bilingue, ma vi dico che diventare veramente bilingui, con un bilinguismo equilibrato, con una lingua straniera in un'isola come la nostra, che ha pochi contatti con paesi stranieri, è veramente difficile. Mentre invece il vantaggio che avrebbero gli italofoni è di diventare veramente bilingui. È possibile, perché il contesto lo rende possibile. E dice, ma qual è il vantaggio? Torniamo al discorso che avrebbero due strumenti di pensiero reali. Ecco, sarebbero veramente due strumenti di pensiero, mentre non sempre la lingua straniera riesce ad essere uno strumento, può diventare uno strumento di pensiero certamente se si acquisisce a certi livelli. Raramente diventano uno strumento espressivo, mentre invece qua possiamo addirittura fare diventare ambedue, entrambi, strumento espressivo, di espressione immediata, perché lingue vissute nell'ambiente nel quale si vive. Quindi anche in Sardegna ci sono esperienze all'estero, nelle regioni che vi indicavo, ma anche in Sardegna abbiamo già qualche esperienza al riguardo. Nella scuola dell'infanzia di Oroselli e Galdellini, cos'è avvenuto? Che già da 3 anni in corso questa esperienza vi erano percentuali di bambini italofoni che oscillavano tra il 40 e il 60%. Ebbene, sia i bambini sardofoni che i bambini italofoni hanno dimostrato di saper sviluppare bene ambedue le lingue, e ciò che più conta, si è ottenuta una crescita armonica sul piano psicosociale, sul piano affettivo, sul piano emozionale, una crescita armonica negli uni e negli altri. Stiamo ottenendo una nuova conferma in tal senso dalla scuola dell'infanzia di Dorgali, conferma ovviamente provvisoria dato che il periodo molto limitato di sperimentazione è appena 4-5 mesi. Comunque già si notano dei risultati, poi vedremo appunto più in alto. Per dare un'idea di che cosa sia il progetto bilingue in corso di sperimentazione e della sua ampiezza, direi della sua globalità e al medesimo tempo della sua semplicità, faccio riferimento a un prospetto che insomma spero di così che idealmente vi chiedo di immaginarlo. Allora al centro c'è il bambino, io mi muovo e comunico in tanti ambiti della vita, ecco perché il progetto è questo, il bambino che si muove in tanti ambiti della vita, siamo dai 3 ai 5 anni, in questi vari ambiti io bambino uso ambedue le lingue. Allora c'è il primo ambito, potete visualizzarlo in senso orario, il mio corpo. Ecco, io conosco il mio corpo, conosco col corpo, mi muovo nello spazio col corpo, faccio tante cose col mio corpo e tutto ciò che è legato alla vita del corpo io lo vivo nella mia lingua materna, che è quella con la quale io ho le prime esperienze del rapporto col corpo. Poi c'è un altro ambito, è quello della storia del bambino, chi sono, da dove vengo, come sono nato. Il bambino è invitato a raccontare ciò che lui ricorda, ma anche a chiedere ai genitori a ricostruire la sua storia vissuta nella sua lingua materna e che deve essere ricostruita, rivissuta e valorizzata, così come è stata vissuta nella sua lingua materna. E poi c'è un altro ambito. Io sto crescendo, io bambino cresco e devo avere consapevolezza di come sto crescendo. Che cosa mi aiuta a crescere? Certamente l'alimentazione, l'attività fisica, le cure, l'amore dei genitori e così via. Ma il bambino poi a poco diventa consapevole, deve diventare consapevole anche che anche le sue abilità stanno crescendo. E quindi è la sua autonomia, la sua capacità di autonomia e anche le sue responsabilità. Tutto questo vissuto nelle due lingue e attraverso le varie attività didattiche che consentono questa presa di coscienza
che sono attività narrative, attività di racconto, di inchiesta, perché presso i genitori, con i genitori si può ricostruire e vedere e indagare su qual è la vita, su come sta crescendo il bambino anche nell'ambiente familiare, comunitario, eccetera. E poi c'è un altro ambito che appunto è quello della casa e della famiglia, e allora il bambino svolge le sue attività sul suo ambiente di vita, dove abita, con chi vive, chi gli vuole bene, appunto la conoscenza del vicinato, tutto questo attraverso tante attività di ricerca, di inchieste, di resoconti, di racconti e così via, di esplorazione, di disegno, è tutto vissuto innanzitutto nella lingua materna. E poi c'è per esempio la mia giornata, ecco allora la concezione del tempo, anche la formazione del senso del tempo, il tempo a scuola, il tempo libero, come io programmo il mio tempo, i miei giochi, la TV, l'attività fisica e riposo. In tutto questo ambito, cioè praticamente sto indicando gli ambiti di vita del bambino, perché sono questi nei quali la lingua viene usata e sono questi che devono essere riportati nella scuola e sui quali il bambino si esprime, racconta, ricostruisce, esplora, ricerca e così via, sempre utilizzando innanzitutto la sua lingua materna e ovviamente a poco anche l'altra. E poi c'è io e il mondo, allora la conoscenza della città, allora via in giro per la città alla scoperta di negozi, botteghe e così via, botteghe artigiane, e conoscere la campagna, piante, animali, lavori agricoli, fenomeni atmosferici. Questo è stato curato molto Roseia Galdellì, dove i bambini sono stati portati molto in campagna, quindi hanno vissuto la vendemmia e poi la trasformazione dell'uva in vino, ma lo hanno fatto anche a scuola il vino, e poi diciamo anche per l'olio, prima negli olivetti, la raccolta delle olive, poi la spremitura, quindi anche questo vissuto a scuola, e poi le visite a Soscovile, Stori, il rapporto vivo anche vissuto con gli agnelli, con le pecore, eccetera, e poi come si fa il formaggio e tutte queste cose qua. Ecco, quindi questo ricerca, conoscenza della realtà nella quale si vive, no? Poi anche tutti i fenomeni atmosferici. E poi un altro ambiente di ricerca, probabilmente prima di questi, la mia scuola, come è fatta, che cosa facciamo a scuola, che cosa impariamo, con chi sto a scuola. Anche qua per acquisire una maggiore consapevolezza del percorso, percorsi di conoscenza, dei percorsi di sviluppo delle proprie capacità, dei giochi che si fanno, ma che cosa impariamo a fare, ecco, quindi maggiore consapevolezza. Tutto questo vissuto sia in sardo che in italiano. E poi un altro ambito molto importante è quello della formazione sociale del bambino, il rapporto con gli altri, io e gli altri, conoscersi, comprendersi, accogliere tutti, rispettarsi, aiutarsi. E quindi tutto questo in un rapporto tra bambini sardofoni e bambini italofoni, devo dire, problemi non ce ne sono mai stati, anzi consapevolezza di un arricchimento reciproco attraverso la collaborazione. Chi sa più il sardo lo insegna agli altri, chi sa l'italiano lo insegna di più agli altri, e quindi della collaborazione. E su questo ambito della formazione del bambino sotto l'aspetto sociale, del rapporto con gli altri, ecco, su questo rispetto agli altri si inserisce il discorso molto importante dell'educazione sessuale, che è soprattutto educazione a stare con gli altri, a rispettarsi, a collaborare, a costruire insieme la vita. Ecco, come vedete non sono ambiti linguistici, sono ambiti di vita, di esperienza, ed è lì che si usano le lingue. In un altro preciso comunque aggiungo che io uso la lingua in tutti questi ambiti, io la uso in diverse funzioni, in tante attività in diverse funzioni. Una funzione personale, emotiva, espressiva, dove io appunto esprimo le emozioni, i sentimenti, gli atteggiamenti in tutte quelle attività di racconto, di canzoni,
cose immediate espresse dal bambino, no? I bisogni espressi dal bambino, le impressioni su un disegno, le impressioni immediate di un'esperienza. Poi c'è la funzione immaginativa, rappresentativa, testuale, e allora ecco l'ascolto e produzione di racconti fantastici. E c'è la funzione immaginativa, fattica, testuale, ecco, ascolto e canto e invenzione di poesie, canzoni e filastrocche. C'è la funzione interpersonale, anche qui anche fatica, interazione comunicativa quotidiana con i compagni e con la maestra, sul quotidiano ma anche diciamo, sulle piccole cose vissute in precedenza e sulle quali si ha bisogno di comunicare qualcosa, e l'interazione in modo quotidiano. La funzione strumentale, conativa, regolativa, quindi le istruzioni della maestra agli bambini, ma anche le richieste di ogni bambino ai compagni per ottenere qualcosa e così via, no? C'è la funzione ideativa, euristica, informativa nei percorsi di ricerca scoperta della realtà e di rielaborazione delle conoscenze. C'è la funzione ideativa, metalinguistica, come vedete ideativa c'è sempre, perché secondo Halliday la funzione ideativa c'è, insomma, le fondamentali sono l'ideativa e l'interpersonale, ma l'ideativa c'è molto frequente, come avete visto. Comunque c'è la funzione ideativa metalinguistica, in questo caso molto importante, e allora ci sono i giochi con la lingua che ci aiutano a diventare più consapevoli di come funziona la lingua e fin da questa età si avviano un minimo di riflessioni sulla lingua. E poi c'è la funzione ideativa, euristica, logica, attività logico-matematiche, quindi le classificazioni, seriazioni, le attività di quantificazione, attività sugli insiemi, eccetera. Ecco, allora le due lingue usate in tutte queste funzioni. Il progetto, qui appena usato, è ovviamente molto più articolato di quanto qui appaia, in quanto prevede una serie di stimoli per attività ludiche, psicomotorie, espressive, euristiche, logico-matematiche nelle due lingue. In realtà, come impostazione, non è niente di nuovo rispetto alla programmazione che gli insegnanti già fanno, ma che realizzano solo in italiano. Su questo vorrei fermarmi. Una buona insegnante di scuola dell'infanzia direbbe: ma non stiamo scoprendo niente di nuovo, di quello che già facciamo. Sì, solo che lo facciamo solo in una lingua. Ciò che qui si propone è di farlo in due lingue, nella lingua, innanzitutto nella lingua materna del bambino e anche nella seconda lingua. L'impiego di due lingue richiede naturalmente una integrazione pedagogica delle stesse. Integrazione pedagogica dei due percorsi didattici che in queste due lingue si svolgono, in modo da consentire una osmosi fra le abilità e le conoscenze che si acquisiscono in sardo e quelle che si acquisiscono in italiano. Il fenomeno di questa osmosi, cioè il verificarsi di questa osmosi, ha il supporto di due teorie scientifiche elaborate dallo psicolinguista James Cummings. Una è l'interdipendenza tra le due lingue, l'altra è l'esistenza di una competenza concettuale sottostante a più lingue nella mente dell'individuo. Non mi soffermo, ma ecco, secondo queste due teorie, i concetti, le conoscenze e le abilità che l'individuo acquisisce in una delle due lingue entrano a far parte di un grande serbatoio nella mente dal quale l'individuo attinge di volta in volta i concetti che gli servono e li formula nella lingua che egli sceglie o che la situazione comunicativa gli impone. Ciò, questa osmosi, questa interdipendenza, questo trasferimento da una lingua all'altra, che ognuno di noi ha sperimentato, chi ha per ragioni professionali ha dovuto leggere testi stranieri, leggere
informarsi, acquisire delle conoscenze su testi della lingua straniera, ha poi elaborato tranquillamente in italiano i concetti, le conoscenze acquisite. Quindi ha esperienza di questa rielaborazione, di come le cose che si acquisiscono in una lingua poi entrino a far parte dei nostri concetti e delle nostre conoscenze che poi rielaboriamo nella nostra lingua. Quindi ciò che avviene in molti di noi quando usiamo una lingua straniera, a maggior ragione avverrà nei bambini quando conducono un'esperienza in sardo e poi ciò che acquisiscono, le abilità, le conoscenze che acquisiscono, poi le riutilizzano, le rielaborano, le sviluppano in italiano e viceversa. Quindi tutto ciò dovrebbe eliminare le preoccupazioni degli insegnanti che hanno paura di sottrarre il ritorno a questo problema, di questa preoccupazione di sottrazione, di rubare tempo prezioso all'italiano. Non rubiamo niente, torno a dire, se io imparo ad andare in bicicletta e me ne insegnano in sardo in bicicletta ci saprò andare parlando tutte le qualunque lingue. E diciamo, se io imparo a far di conto, se imparo delle operazioni, acquisisco delle abilità logiche, delle abilità per fare certi calcoli, se l'acquisisco in una lingua le so fare anche nell'altra lingua. Se conosco la storia della Sardegna la saprò poi rielaborare. Adesso non dico che la storia della Sardegna si faccia per carità a quest'età, però questo per dare un'idea di che agli insegnanti che hanno questa preoccupazione è che qualunque cosa, qualunque conoscenza, la conoscenza dell'ambiente nel quale vivo, come si fa il formaggio, come si fa l'olio, come si viene eccetera, se io l'acquisisco parlando in sardo, tutto mi viene espresso in sardo e io lo rielaboro in sardo, posso poi successivamente rielaborarlo in italiano, quindi io non tolgo niente. Allora, quello che è conoscenza del mondo, quello che è creazione e acquisizione di abilità, acquisirle in una lingua non toglie niente, perché io poi le saprò, queste abilità le avrò anche nell'altra lingua. Questa è una cosa che deve essere chiarita, perché negli insegnanti c'è spesso, io mi scontro con questa preoccupazione, mi è capitato anche a Rosè Galperini, mi sono scontrata con questa obiezione, ma ci sono i programmi. Ma i bambini, certo, i bambini devono sviluppare molto bene l'italiano, per carità. Io ho l'esperienza delle 150 ore degli operai per i laboratori e così via, quindi sappiamo che la lingua italiana la si deve imparare perfettamente, esserne padroni. Però vorrei anche ricordare che se questa lingua italiana ha come base la lingua materna, si sviluppa meglio. Cioè, non due lingue che si ignorano completamente, che vanno su binari separati, ma una lingua che si costruisce sull'altra. L'educazione bilingue nei vari paesi del mondo dimostra proprio che, per esempio, i bambini portoricani sviluppano molto meglio sviluppano una competenza dell'inglese americano, una migliore competenza e capacità di utilizzarla in tutte le operazioni se hanno avuto come base la loro lingua. Se invece la loro lingua, lo spagnolo portoricano, è stato ignorato totalmente e partono da zero, con uno sviluppo linguistico in un'altra lingua, siano dei vuoti, delle fratture, delle interruzioni nello sviluppo cognitivo che danneggiano per tutta la vita. Questo è stato sperimentato anche in Parco, eccetera. No? Quindi devo dire a questi insegnanti che hanno queste preoccupazioni, certo, ampio spazio per l'italiano, però per quanto riguarda l'acquisizione di tante conoscenze, la conoscenza del mondo, lo sviluppo e l'acquisizione di tutte le abilità che i bambini devono acquisire, queste si possono acquisire in qualunque lingua. Per quanto riguarda il problema quale lingua sarda introdurre nella scuola, è chiaro che con i bambini di 3-5 anni, ma anche con i bambini di 6-10 anni, la lingua da impiegare, da valorizzare, da sviluppare, debba essere l'idioma materno. La variante locale del sardo parlata nella comunità di appartenenza. Questa è stata la scelta da noi, che noi abbiamo operato ad Orgali, a Galperini, a Rosè. E certo, perché altrimenti noi facciamo un'altra violenza. Prima di tutto non esiste una lingua sarda unificata ancora. E in ogni caso, se io la imponessi, farei violenza nuovamente. Quindi quello che abbiamo fatto con l'italiano lo rifaremo con una lingua unificata sarda. Quindi la lingua dei bambini. In questi centri
Si è operata inoltre la scelta di presentare il sardo, già a questo livello di età, anche nella forma scritta. Sì, nelle scuole dell'infanzia, anche nella forma scritta, con frasi, sequenze di racconti, canzoni scritte su cartelloni e comunque trascrivendo accanto ai disegni dei bambini le osservazioni e i commenti che si stessi esprimevano. Cioè il bambino disegna, dice cosa stai facendo e il bambino dice cosa sta facendo e allora quello che il bambino dice in sardo glielo si scrive in modo che lui veda che il suo pensiero può essere trascritto in sardo. L'obiettivo è di familiarizzare il bambino con l'idea che il sardo non è solo la lingua della comunicazione orale, ma anche una lingua scritta, come l'italiano. Questa immersione del bambino in un mondo di messaggi scritti in sardo nella scuola serve a contrastare, purtroppo in minima parte, il fatto che nell'ambiente di vita il bambino è circondato da un amore enorme di messaggi scritti, esclusivamente in italiano e magari anche in inglese, anche in sardo. In questa prima fase della sperimentazione non dovendo affrontare l'insegnamento della lettura e della scrittura, lo è stato fatto in scuole materne, sono stato parlando di tante altre esperienze bellissime di educazione simultanea alla scrittura in sardo e in italiano, ma a questo livello, non dovendo affrontare l'educazione alla scrittura proprio, ma semplicemente la presentazione, la familiarizzazione col messaggio scritto in sardo, così, senza educare a saper leggere. Ecco, in questa fase non è stata curata la grafia, che risulta per la disomogenea, sì, in qualche parte del filmato si capirà che a volte è scritto in un modo, a volte in un altro, perché non c'è stato il tempo. Prossimamente però il problema dovrà essere affrontato in modo concreto, concordando tra insegnanti una codificazione scritta della variante localese, ciò anche nella prospettiva di un progetto bilingue organico per la scuola elementare. Il progetto bilingue che io ho proposto alla scuola dell'infanzia e delle locali è solo una ipotesi di lavoro. Sono le insegnanti le protagoniste di questo lavoro, sia nel momento della programmazione che nel momento della realizzazione. Il filmato che ora proietteremo potrà dare solo un'idea del lavoro svolto. Desidero precisare che le attività riprese sono solo una piccola parte della vasta gamma di attività didattiche previste nel progetto. Prevalgono le attività di tipo espressivo, canzoni, racconti, drammatizzazioni, disegni, accompagnati da produzione verbale. Si tratta, d'altra parte, del lavoro dei primi mesi in cui prevale la funzione espressiva e comunicativa. Vedrete però anche alcuni momenti di un'attività di ricerca sul cargo a poi, come mezzo di trasporto e come giocattolo insieme alla tortola. Dopo il filmato, le due insegnanti potranno darvi ampi chiarimenti su ciò che un audiovisivo di 20 minuti può far vedere solo in parte. Infatti, la telecamera ha potuto riprendere solo il momento finale di una sequenza di attività svolte in parecchi giorni o in settimane. Non può darvi un'idea del procedimento seguito, dello sviluppo graduale delle attività. Ma vediamo questo video. Diramu sintundu, picinos, picinar de sotu sumundu, nordamu samanu, shamanu nordamus, angiru diramu, shaparis cantamus, mutimus sormano de sotu sumundu, angiru diramu sintundu, diramu sintundu, diramu sintundu. Picinos, picinas de sotus, nordamus samanu, samanu nordamus, angiru tiramus, shaparis cantamus, mutimus sormano, de sotus.
una volta vai ad una zia che vai ad una fuggia e questa fuggia c'è una pilighita. Una die kusai lei andrà a sta fuggia. Pilighi, bene fa mi tresoso, si lo devo parlare con Maria mia. E te non era usa fuggia. No, oggi no, pagare criare. E te che muto su cane, bene, e massa pilighita non chiede criare, poi ritornare sa gommare. Tanto l'inarada su cane, no, se no, poco ne mossere, e tanto non era scusai mina su cane, tanto ti che muto su baccalo, bene, e cade su cane, non mi sa pilighita, non chiede criare, poi ritornare sa gommare. E te non era su baccalo, no, ora no, poco ne guardare. Tanto che muto su bene e brucia su baccalo non cade su cane non sa pilighita non chiede criare, poi li tornare sa gommare. E tanto li narada su no, ora no, perché e bruciare su baccalo, e tanto che muto su sabba. Questo è su conte Ioanni Valente. Mancare fare da faula, vai ad un ufficino che non rischia di techeria, nare su di mezzo, e sempre il nare da sbabbo. Abba, ma te che nare su di mezzo, il testo è come quando si non vede nulla, come una siculita, ma su di mezzo, il bolla che su uomo ora che una presa. E su babbo gli risponde una lasciata la lascia conoscere il testo di mezzo e forse non sa essere valente che come. Quando che mando su un valente si candida di saida sua. Non ho potuto e via e linare. E intendere? Una ora de si putu e narada. A porischiu ca non ti menuda, si ti canda sa dome su Montenegro a sabidere si times. Andata sa dome su Montenegro e tanto. Cagata, sa messa parizza però in cosa armannas. E che in una suppa manna, in una torta manna. E poi in un ortello un manno, che in un viasco un manno e che sa coccone il manno. E si vanno da papare. E poi si che corcava sul letto. Come devi sul letto? Manno. Chi deve capire? Torna una zorzicante. Cermere de Sadomo. E tanto narada su prumano. Nego ben manca di un'ucanza surta. Ben manca da supinoche, ben manca da... E nego ben manca pane. Poi andano a sta camera, a su letto, e accattano Giovanni Trommiu. E tanto... Ischira tue. E te beaci in questa domo. Salute. E tanto schida. E tanto si schida. E narada. Salute. Scusai se mica sono trovato e sul letto ostro. E a papà e canto sotto questa chena ostra. E tanto narada sul gigante. Tanto che narada che non ti menuda. Si ormen che Luca riesce a imparare e andrà bene. E poi? Sorzicanter si candana. Candana, che intanto in questa non lo stimmiano a bruscio. Tanto poi si candata su rete.
Di Narada, Sure di Narada. Grazie. Ti devo ringraziare mesa, cacasce. Regalato gigante. Caso tu lo stimiana. Tanto sulle nara mi kudu kikare scaglietti lo dai, tanto il collante c'è principessa e Narada. Casa principessa. La zia Ferdo la principessa. Sì, sa ti chiede io ti la do. E stanno Giovanni, anda da questa principessa e la dimanda, vedete di Nara. Mi chiede se è una rosa principessa, ti scherzo. E quindi te che ne? Ti sposano. Che ne dite? Una Una è? esta. Chi dura d'una chida. Chi dura una chila in trea. E tanto E poi? Giovanni Valente, caia da canto buffao, scapone da suletto. Sì, che porca di sulette e fidi? e figli dromi Dro- alle gambe giorni. Sì, dalle gambe su. Ma quando la palla scritta su cemento è tanto la principessa. Si schizza perché se uno vuole la fresca, si la etta da cara e si schizza e nada. Ah, come le scritte su cemento. Non mi più mai pensato che i goci leggo. Oh, che bello sole, con la ventana il gallo punza. Ah, tu hai visto France? So io. Chi che sei in nome tuo? Chi mamma, chi babbo, chi sorella mia sorella. E tu chi sei in domo? Che mamma e che babbo. E che fratello mio, Gianfranco. Das animale. E chitarra. Lo spische, Dite colore sono. colore arancio. E tu i tardi animales. Un otto niente. Attaccare un tardo la tia. E cane, Ma grazie giocare a calcio. è nato. A sta corte. Questo lo sapato Dio, sì, ma non è che io de pace per voi su un carro in mano, no? L'ha fatto Busci. Questo carro l'ha fatto io. Io so che in 20 anni facendo questo carro, però non costano minore, no. Carro in mano, so che ne trainavo da sorbore in mano, so, si arriva per i 10 quintali, sapete, un carro. Ecco, e l'ha fatto sempre. Su compito di questo carro, ieri canna idere come te quando cammina, ecco, su freno che gioca di no, frena sta roda, compie, che non dura più, si scappa su freno e dura tranquillamente. Era fatto tutto bene. Io però su carro, sorvoi se questo lo sapevo Dio, ma però sorvoi non si ha a mano. Sorvoi nascono come te donne a tirare animale, crescono e viene domau e quando lo si abituano a tirare su carro, iscono, come te potete descrivere, subito a camminare su cammino, gas iscono sorvoi a tirare su carro. Quindi vuol dire, questo lo sapevo Dio, sì, ma non è che io devo fare sorvoi su un carro in mano, no. Questo lo sapevo Dio, si può vedere in miniatura, può vedere come te su strada, su carro, come te ne ad imperare. Ecco. Cigarriata in 10 quintali di trigo, di falsa, di voraggio, di linna, di tutte queste cose che venivano a travallare questa campagna. Ecco, dimmi. Non era la forte. Avrò fatto due, sono scorro. Soscorro se lo saputo proprio, come t'ha fatto. Addirittura, chi forse se, manco sono mano non l'hanno compreso, sono ferrao. Con piede che io quando sorferro, con piede sorferro si inchiodava, sono come ti sorvore mano. Mi sono spaccato mio.
come te l'ha proposto so scorro, le ha proposto pure, come te l'ha fatto sorferro lo ha fatto, si lo ha proposto, e casi tutto ha fatto so scorro. Che belle facciate carrette che ti Ecco, a me non me l'ha fatto mai nessuno, io loro facciate satero, che io sono nasciuto povero, e sono schini per mano di me, in povero scante a mimmi, e non le ha giocatello. Però io invece l'ha fatto un medalo, ma io mi ha aggradato a loro fatto. Sono schini per mano di me, non le spiacchiano, non le acchiano, e non si giocava. Si giocava a dinare, a tenermi te, a succhiriccheddu, che sa bardufula. Io ho proprio la fortuna di essere costruttore di bardufula, perché io sa bardufula, del minore. E te sa bardufula? Di te sa bardufula, non l'hai vista mai, guarda che ti dai. Ecco lì no questa bardufula. Questa la porta io, è una porta che sa canto, che io ho la possibilità di là. Come te io cagliasti sa bardufula. Beh, credo un ispaito, mica, guarda che vuole dire. Guarda che vuole dire. Ecco, sa bardufala, veniamo là. Gusto. Me, pompia, intanto la punta che era di salia, si pone di nuovo, la chira si può dire, poi in bocca a gusto, si spaitto e gusto. Ecco, con piano, comprendete Lucia? Ecco, per bacco. La barra chiedermi, come? Ehi, aspetta. Come si chiede? A barra che ti li spiega posti. A barra che ti li spiega posti. Esa la tornamos a. No cae que la estamos a. Que la está jugando conmigo. Vai ad una orta un pipietto, scinarà Giovannetto e vivia di fuori ardita. Paris che sa sorrichedda, scinarà Maria. Che chi su babba e chi sa mamma, su babba che ha su pastore e figlio una famiglia poverita. Giovannetto non è sordo che schiaiano su sattere pipiano. Una tia arriva su mano a cuile, chi una stellina e che sia da so scalletto so. E che in una scatola brunettina e che in un bello curuso e Zanetta e Mariano schiante caendo dentro. Su manoia per scatola e Zanetta e Maria arrumano meraviglioso. Dentro caendo un carrello che sorvoso, uguale e preciso a questo che impara su babbi su cuile. Cominciano a giocare in stracana mare, con grande preda, le arene, il baccareddo dell'Inna. Ogni volta l'attaccano sorvoce e poi tornano a staccare. Mamma di Maria e Giovannetto, di che medicano? Giocare due fuori da questa donna. Quando sono andato a giocare, giocare di un bambino frutto su, e di sparire.
E non si schiocchi che l'hai appiccato. In cui non vendai altro più Pietro, ma su carretto non mi sia da campo. Chi può essere andato a piccare? Il corale di Marzano, Caia, Sol, Marzanetto, il minore. Lo schio scarti di Efrima. E che invece della mattechessa hanno visto su carretto che l'ha picchiato, può anche giocare sul marzanetto. Giannetto e Maria, egli dice speranza, non a dire, egli giocando si appuccano. Maria di coltante e Giannetto si chiesta, andava si chiesta invece della mattechessa. L'idea è stata su carretto di soro e Marzano fissa il marzanetto il Cristo. In boschi su carro, tra carro, in su cane bau, so andando su gunzau, a collire sciatamatta, bacio le due patate, vola era cassola, su puzzone ola, su puzzone, canta scia canzone. Gira sciabardu fuledda, gira fidinetta, tracca, rual, arrivo su carru. Stessa famiglia nostra. L'itinerario didattico fatto con i bambini è diverso da quanto risulta su YouTube, perché prima si
iniziato con una situazione stimolo con dei latini, poi si è proceduto con un'intervista sui giochi e giocattoli che i bambini impiegano attualmente. Poi per rendere il tutto più interessante si è invitato questo nonno, che tra l'altro è veramente un costruttore di quadri, un mastro in linea, che ha spiegato di persona, però voi avete visto naturalmente una minima parte del lavoro che svolto. Poi i bambini hanno proceduto alla produzione grafica, all'invenzione della storia, cioè prima all'invenzione della storia assieme a noi, poi alla produzione grafica e poi alle cantilene, alle filastrocche e alle drammatizzazioni. Cioè il percorso è tutto diverso, è molto più lungo. Preciso che la prima parte è nel plesso in cui c'è Torino Mara. Allora, diciamo che il progetto complessivamente interessa 2 plessi di scuola materna ad Orgari, interessa 14 insegnanti e circa 125 bambini, in età da 3 a 6 anni. Sicuramente non eravamo nuove alle esperienze di utilizzo del sardo in ambito didattico, avendo svolto anche negli anni precedenti diverse attività del genere, ma diciamo che erano delle cose abbastanza sporadiche. Si è partite quest'anno già dall'inizio dell'anno scolastico a settembre con la programmazione di circolo, con l'inserire all'interno della programmazione di circolo appunto il bilinguismo come obiettivo didattico educativo o didattico prioritario. Per cui si è cercata poi una forma di concretizzazione di questo obiettivo che è stata trovata con la realizzazione di questo progetto. Il progetto, come diceva la collega, prevede tutta una serie di attività che partono da una situazione stimolo che è costruita con l'ausilio di 2 burattini, 2 personaggi che parlano esclusivamente il sardo, che si presentano ai bambini e propongono delle cose. Poi questa situazione si evolve in molteplici attività che sono, come avete anche potuto vedere, attività di tipo motorio, attività anche di tipo cognitivo e logico-matematico. Qui non sono state rappresentate nel video questo tipo di attività di tipo prettamente linguistico e così via. Diciamo che il progetto è ancora in una prima fase di realizzazione, è un progetto triennale e crediamo che sia prematuro fare così delle valutazioni sui risultati, delle valutazioni puntuali, complessivamente possiamo dire che c'è un grande interesse, una grande curiosità da parte dei bambini verso questo genere di attività, che come insegnanti non riscontriamo difficoltà insormontabili, nel senso che probabilmente siamo anche avvantaggiati, siamo al 90% insegnanti di Orgari, parliamo di organese, conosciamo i bambini, conosciamo le famiglie e così via, per cui conosciamo anche il sardo nella variante organese, così come i bambini, e quindi diciamo che non ci sono problemi di questo genere. Forse siamo anche facilitate da una realtà locale in cui il sardo è comunque una lingua ancora molto viva. Abbiamo anche a disposizione diversi materiali che sono stati prodotti negli anni precedenti e l'attività di ricerca degli alunni di scuola media e della scuola elementare e anche materiali che ci vengono messi a disposizione dalla biblioteca comunale. Per cui ci sono alcune condizioni che facilitano questo lavoro. Ci sembra comunque, ripeto, che vi siano questi discorsi li riscontriamo fino ad oggi tutto in positivo, nel senso che riscontriamo sicuramente un arricchimento da parte di tutti i bambini, sia da parte dei bambini italiani che da parte dei bambini sardofoni tra virgolette, visto che comunque difficilmente, è quasi inesistente il bambino esclusivamente sardofono. I bambini che hanno realizzato nella prima parte delle esperienze di questo video sono bambini che a mio parere già bilingui, ad oggi bilingui, ci sono bambini che sono
capaci di esprimersi, di ragionare, di raccontare, di pensare sia in italiano che in sardo. E questa credo che sia una cosa molto importante, insomma, che a me pare che ci siano le condizioni perché l'obiettivo dell'educazione bilingue attraverso questo progetto possa conseguirsi, con qualche limite forse, anche, che può essere dato anche da in qualche maniera dalla limitatezza della preparazione degli insegnanti stessi. Io credo che sia importante la cosa che diceva il dottor Bandino all'inizio di questa giornata, che rischiamo di essere impreparati tecnicamente ad affrontare in maniera adeguata tutta la problematica, insomma, relativa al bilinguismo. E credo che sotto questo aspetto le istituzioni dovrebbero essere sicuramente più presenti e più attive nel favorire processi anche di formazione in itinere degli insegnanti, ecco, nel compiersi delle sperimentazioni e delle attività. Noi sicuramente possiamo godere dell'unico ausilio di Maria Teresa Catte, che fornisce sicuramente un preziosi strumenti teorici ed anche stimoli di tipo metodologico e di tipo didattico. Credo però che ci siano le condizioni per avviare un discorso forse un pochino più complesso, un pochino più centrato sulla linguistica, sul modo in cui la lingua è struttura, insomma, e così via. Mi pare che questo ci manchi e che forse si potrebbe fare un passo in più in questa